Voi avete acquisito un'area dopo praticamente un iter burocratico di fallimento con 50.000 euro di partenza d'asta, ma in realtà quanto l'avete pagata? In realtà l'abbiamo pagata, non so, si può dire quanto l'abbiamo pagata. Abbiamo pagato 800.000 euro, quindi siamo andati su con l'asta e siccome però a noi sinceramente piace molto Vittorio Veneto, è una bella città, con anche una bella qualità della vita e quindi siccome noi facciamo punti vendita che speriamo a noi piacciono, sono belli e puntiamo uno dei primi nostri valori è la qualità. Quindi noi puntiamo molto sulla qualità, quindi la città di Vittorio Veneto mi sembrava proprio ideale per aprire un negozio nostro da lì. Quella è un'area con grossi problemi di inquinamento sottosuolo e anche sulle coperture dell'impianto stesso. Voi siete un'azienda green, l'ho ripetuto varie volte, quindi sarete sensibili a questo. Avete un'idea di costi che dovrete affrontare perché sembrano importanti? Noi abbiamo visto le relazioni che sono state fatte negli anni passati per quanto riguarda l'inquinamento dell'area e adesso quello che vogliamo fare una nuova relazione per avere attualmente quello che c'è nell'area e poi dopo ovviamente fare la bonifica. Per noi la bonifica è essenziale, cioè la prima cosa da fare è assolutamente avere un'area pulita e che si possa lavorare, si possa vivere, quindi quello lo faremo di sicuro. Spero che costi il meno possibile, però quello che sarà sarà. Non è un problema, l'abbiamo fatto anche in altre aree, abbiamo sempre prima di tutto fatto una bonifica e pulita l'area. Sono parlati di quasi 2 milioni di euro, brutalmente il gioco ne vale la pena? Speriamo siano meno e il gioco ne vale sempre la pena, cioè, il nostro core business è fare tutto quello che possiamo per migliorare la vita delle persone, quindi sicuramente sì.